Un successo sia per l'affluenza che per l'organizzazione. Il Vax Day al Palazzetto di Roana per i nati dal 1931 al 1937 ha fatto segnare quasi il 95% di adesioni e 1 migliaio di vaccini inoculati. Il tutto senza code e senza assembramenti. Ringraziamo i sindaci, in particolare il sindaco di Roana che ha messo a disposizione questa struttura e tutti i sindaci dell'Altopiano che hanno collaborato per organizzare questa giornata vaccinale per tutti gli ultra ottantenni, i pazienti fragili dell'Altopiano. L'affluenza è stata molto alta, 95% raggiunto, il tempo di attesa è inferiore ai 30 minuti tra l'igienizzazione e la somministrazione del vaccino. La presenza dei vertici dell'ULSS 7 Pedemontana è stata l'occasione anche per fare il punto sulle prossime forniture. Quelle di Moderna sono già in arrivo, AstraZeneca sabato e Pfizer martedì. Stiamo aspettando ogni giorno le dosi perché senza vaccini non si può ovviamente vaccinare. Abbiamo una capacità di vaccinare molto alta e sta migliorando sempre di più anche con iniziative come queste. Siamo sempre legati giorno per giorno all'arrivo degli aerei che portano i vaccini. Sulla base anche dell'orario di arrivo che può variare la programmazione. Tutti questi arrivi anche dilazionati ci consentono di fare una pianificazione al momento non di grande prospettiva temporale e quindi si viaggia sempre con un calendario purtroppo settimanale. Pasqua e Pasquetta si vaccina comunque. I nostri centri vaccinali sì, i medici di medicina generale si prendono 2 giorni di respiro e si riparte la prossima settimana tutti in grande forza.